Qui la regola di selva è stata costituita nel 2004 con la legge regionale 2696 e ha cominciato da allora, sono 14 anni che opera nel territorio, ha riacquistato i propri possedimenti prima gestiti dal comune. Ma le regole cadorine hanno appunto un'antica origine regolamentata da propri statuti che anche dai patriarchi d'Aquileia, dati prima che avevano approvato questi statuti, poi anche la Repubblica Veneta fino alla fine della caduta della Repubblica Serenissima sono sempre stati dati in concessione, cioè concessione era considerata di piena proprietà alloidale, cioè in conseguenza di piena proprietà di queste popolazioni che, vivendo a queste altitudini, dovevano avere in comune il territorio per sopravvivere, per avere uno sviluppo sostenibile sul territorio. Ma le strade forestali ci sono testimonianze, sono molto antiche, erano le vie di comunicazione per portare dai boschi verso valle il legname, per arrivare alle malghe, per il trasporto del fieno e così via, no? E questa era una strada che si era degradata negli anni in zona abbastanza paludosa, una penetrazione boschiva e pascoliva per il controllo del pascolo, che in questa occasione era un progetto già da anni, col finanziamento del PSR è stato possibile realizzarla, e questo è stato molto importante. Questa strada adesso con lo sviluppo turistico anche ha acquisito una valenza di passeggiata estiva, come percorso mountain bike, e anche l'inverno sulla stessa sede c'è la pista da fondo di sci nordico che attraversa lì. Ha una duplice valenza, in sostanza ha una valenza ambientale per l'esbosco del legname, economica, e anche di valenza turistica.